Sono 13 le aziende che hanno presentato un'offerta per partecipare alla ricostruzione della provinciale 227 tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Le richieste sono proprio in queste ore al vaglio dei tecnici della città metropolitana. A breve sarà affidato l'incarico. Intanto i lavori di messa in sicurezza procedono a ritmo sostenuto. Oggi pomeriggio ci sarà il riempimento della voragine all'altezza del castello di Paraggi con dei massi trasportati grazie all'ausilio di un pontone. Questo mentre prosegue la palificazione della strada lungo la provinciale distrutta. A Portofino, tra oggi e domani, partiranno i lavori di tombinatura in piazzetta, dove il Rio Fondaco aveva rovinato la soletta. È il quadro di un Tigullio che fa il possibile per recuperare quanto portato via dalla mareggiata di fine ottobre e che approfitta di questi giorni di bel tempo. Le categorie però soffrono. Non avere ancora la data precisa di riapertura della strada per Portofino preoccupa e spaventa. In alcuni hotel, dice Aldo Verdine degli albergatori del Levante, i lavori iniziano soltanto in questi giorni, anche perché il pontone per gli interventi via mare era prenotato. È una vera corsa ad averlo. C'è chi spera di recuperare una parte dei danni entro il 1° aprile, ma intanto la bassa stagione vola via. Già in questi giorni il calo di presenza è stato del 20%, con punte di 30-35%. E c'è il problema degli stagionali. Molti alberghi non possono ancora firmare il contratto per le assunzioni. I commercianti di Rapallo, spiega poi la presidente di Ascom Loriana Rainusso, sperano che i lavori procedano velocemente, non è un momento facile. Le 2 settimane di presenze per Natale non sono certo servite a recuperare il buco di 2 mesi, dice Rainusso, che mette sul tavolo alcuni numeri. 2 locali in passeggiata a Rapallo non hanno ancora riaperto dal giorno della mareggiata. A San Michele di Pagana su 8 locali sono ripartiti soltanto in 2. A Zoagli 3 attività sono chiuse da fine ottobre perché non possono essere raggiunte. La passeggiata non c'è più. Anche qui serve una soluzione politica ed economica urgente.